Giovanni faginde un disastro, mancari sbaglio non da pa commisso. Isso che era insegnamento visso, pono. Isso che era insegnamento visso. Può essere pagato come un nastro. Si che promuovio che mastro, ma su mastro bisogna da isso. Che mi pare di chi in quest'arzola isso pure ha bisogno di scuola. Carta che insegnante ti sei incluso e querer dare de cosas proendas. Ma per un bisogna che apprendas. E in su verso bene tenzas incluso. Deo pothi spezzare a scalendar certo chino ispezzo che ti è illuso. Za scalenda zizzetto non ti die, certo non posso aspettare a te. Se sul Dio mananato a terminare e obbediente lo termino Deo. In questo nostro poetico cantare e cavalte manna non che leo. Ma Deo come queria augurare libera Giavizzina e Gimugheo. Sos prigionieri non li vetan su murro e liberasi ad Rosella Urru. Si esordio sta fager finito, lo venimor mancari er minore. Mi pare chi de meso che il vestito e chi abbiamo posto a guardare. Ma Deo pare chi denso motore e non mi sono manco scaldito. A casa fatto esordio venire e non so se si da mi scaldire.
tanti scaldi di mula e mi recreò. Gai canta sarima derezzata, ma sovvescende deo assamu che o gaurru ancora no è storrada. Masinaro rugi verso deo a sos assassinos una fusilada. Dagli unissos cunissa tuca una fusilada da bene a buca. Bene, l'esordio è terminato, qualcuno mi è parso particolarmente, anzi dicevo qualcuno leggermente emozionato, io direi di fargli un applauso, probabilmente resessi da si scaldire, anche se ha detto che non c'è riuscito, ma ci riuscirà Antonio Mula. Per il momento grazie, come grazie a Giovanni Carta e a Bobore Marceddu. Adesso ci sarà una pausa, prima però c'è da procedere a una operazione che era classica delle gare poetiche, Zilleia su Bonette. Dentro c'erano i foglietti preparati dal comitato organizzatore in gran segreto, loro li aprivano, se li studiamo, un po' come chi gioca quando si gioca a poker, no? Che si scoprono leggermente le carte per vedere se c'è quella che ti consente una scala reale o un poker. Quindi adesso si sceglieranno il foglietto, lo leggeranno con attenzione, c'è il vostro destino qui, per questa sera ovviamente. Ecco, ve lo studiate, dopodiché ci sarà una breve pausa in maniera tale che loro si riposino e si preparino per la battaglia con i temi. Si preparino anche i giovani, avranno necessità del tenore di Nora Gugume di riprendere fiato, e anche voi così di scambiarvi le vostre impressioni, perché sono gli amici della Proloco che vi aspettano per rifocillare il settore, come si chiama? Il settore reparto sussistenza, quindi potete andare lì. Vi ricordo anche, perché mi pare doveroso, che la Proloco di Nuraghi mette a disposizione il bere, il mangiucchiare eccetera gratuitamente, però naturalmente se qualcuno volesse fare un'offerta c'è lì la cassetta, è sempre gradita, non è che se la volete fare è gradita. Ci risentiamo fra 10 minuti, 10-15 minuti con il primo tema. Grazie per l'attenzione per il momento.